sei venuta ici a Dusolet? Sono venuto a Dusolet perché ecco, l'ha destinato ad una persona. École primaire à Testas de Samençó. Après le primaire, 2 annados de BEPA a Vilafranco. Et puis après, al treball. Al treball, servici de remplaçament d'agricultors. Et après, l'armada, 28 mesos. Et après, trobar de treball, continuer el servici de remplaçament d'agricultors. Et après, m'instal·ler a Pradials en 66. En 66 era familiar e Platen a partir de 73. E voilà, he fet agricultura de 73 a 89. E voilà. Et ici? Et après, he viscut un any de mo amb uns remplaçants e d'un parell de 2 anys a restaurant La Capella Blei. Era el nostre major de retreto que preparaven en pensant no haurà passat mai bisogno della collettiva. Et aquel métier de remplaçar los paisans, a quoi se faisait bel cop, a quoi, à l'époque? Oh no, no barrar bravament per no mettere in plazo, perquè els agricultors eren sensats, irreemplaçables per l'explotació a l'època. Era l'últim perché non contentavano mai l'organizzazione che iniziarono le prime a fer servir, que mi faceva viaggiare del viatge dell'uomo con però, e voilà. Et enfin, a quoi un peu nouvelle, quoi, de... Ah oui, perché il problema del mondo era irreemplaçable perché lo 17 e lo diumenge era començava a essere la moda per il mondo che treballava a Lluís e pensavo che, come gli altri, devi pure per fare il lavoro a loro maniera. Aquí que el problema de discussió que hi havia. Et voilà. Et a quoi canviat après le monde de comprenguero? Jo crec que hi ha hagut quand même un moment, perquè jo entenc que hi ha un truc que ha vingut a la moda entre el regroupament d'empleadors, entre los scambi de modobra, di una vora a l'altra, entre caure hi ha una evolució que se fa com tota mentalitat de societat. Et voilà. Parce que contribuat a faire avançar un peu aquella vegetació. A cosa perfeccionat, en funció que els homes ne sentiven el bisogno, perquè això és el bisogno, e allora che l'essere mondo, come gli altri, riflessits per far viure, per perfezionare ciò che c'era di Maracca, era contentato, che con tutto un bello modo che si mette in place, che potesse costruito positivamente come automatismo o negativamente. Il y a mai di positivo che di negativo. E a quoi fa que abbias un peu de travail d'anar a l'Usbeiri per loro explicar che seria pla de prendre un jour, tutto co? No, perché il mondo ha un bisogno, perché è arrivato che a quell'epoca cominciava a avere veramente fenno che lavoravano all'esteriore e che dunque era una transizione di civilizzazione per il revengut della persona, perché altri quello veramente soff la famiglia che era mai un del protettivo che cercava di trovare agli altri che aveva una migrazione, Es interessant. Bon, interessant, c'est pas. Que ça que c'est vécu. Et la langue, donc, l'avais toujours usida? Ah oui, la parlo encara perché sono 7 e al telefono parlando sempre. Sono 7 di famiglia e al telefono parlando sempre. Encara? Ah oui, encara, mai che siamo più. E i parents parlavano perché quella lingua? Ah no, parlavo lo francese, ma non era pas interdit di parlare portoghese all'hotel. Non era interdit all'ecola, ma pas. E sul cammino all'ecola, non qui un altro problema. E sul cammino all'ecola continuavi a parlare
Sul cammino dell'escola? Oui, facile. E mai un bielis, mai intorno a aquella lingua che hanno preso las improntas annadas de vida che hanno sido. Perché è più facile di parlare il portoghese che cercare il francese. Et est-ce que avez aussi parlé del temps que quand les enfants qui ne parlaient pas français arrivaient à l'école erano punis? Ah, mais oui, l'ai vécu. Ah oui. Et così c'est passé? Beh, se passo, l'accetto perché c'era all'hotel a cui la ligno, perché erano numerose, all'ecola era la ligno dove erano perturbati per la ligno che non donavo all'ecola di parlare francese. Et est-ce que vous avez vu que ne connaissiez pas du tout le français? Ah oui. De votre génération? Oui, oui. Mais c'est des derniers. Et così c'est passé per elles? Ben normalment, perché t'abitui alla vita. Et est-ce que vous avez aussi parlé des punitions, tout d'accord? Ah ben oui, ne hai preso mai di uno, même. Per causa del patois? Oui. Mais ecco qui pas un problema perché era in numero, erano abituati alla ligno. Et alors la langue s'enseigne à l'école, de che ne pensas? Poi io penso che uno, sempre uno al mio periodo, e due, che permette di sviluppare lo cervello. Hai ragione. Perché avevo remarcato che gli spagnoli, gli portoghesi, avevano facilità di studiare perché erano stati abituati a ciò, a me la lingua. E il mondo dei patois, di che ne pensas da quel mondo, il patois? Lo potere che in lingua, perché all'armato con il catalano, il basco, il macento, in tante lingue, che prendere coscienza dell'unità del francese per rapport a tutte quelle lingue, lo stile, il mondo delle arti, tutte quelle cose. L'armato mi confortante di comprendere mai il francese, che era a obbligare l'altra lingua, e che lo queria obbligare, come ripasso che qui differente. Bon, on parla del país un peu. C'est de Sant Vincent, Segala també, Sant Vincent. Oui. Et per vous, de què representa l'humà i lo Segala? Lo Segala che io prima che lo développement l'extensivo della popolazione del Lior, della Vaidù, del Lot e tal, perché il mondo lavorava con lo paredus e cercava di lavorare la facilità che per che non era sul pizzeo, che tal che per lo Segala e aprire la comunicazione. Lui ha detto del viavo, lui ha fatto quel trucco che permetteva certamente di affinare la precisione del lavoro del sole in quella precisione. Io ero in Palermo, ero a 5 km, da un coniglio parecchio duretto, si tocca andare in su e venivano in bicicletta, da San Vincent venivano in bicicletta la volta a Durretto, perché era la darriera dell'annato. La vittoria era la fine settembre, la darriera di settembre non pagava la darriera volta di Durretto. In Italia c'avevo i musei di conoscenza di Durretto in Coprano. Era la darriera festa. Oh. E da chi che io ne approfittavo. E poi in bicicletta morita, per la voitura